Un'intelligenza artificiale contro l'ictus. Si chiama Rapid e permette una diagnosi velocissima dei pazienti che si sospettano e possono essere colpiti, indirizzandoli verso la trombolisi o la trombectomia. I tempi sono stretti, a seconda della diagnosi, non oltre le 4 o le 6 ore. Rapidizzare è vitale. Tutti gli operatori hanno la possibilità di vedere sul cellulare ciò che è successo, la diagnosi di questo paziente e quindi prendere i necessari provvedimenti nei tempi più veloci possibile. L'ictus è nell'Occidente la terza causa di decesso dopo tumore e infarto, la seconda nel mondo. Nel bellunese ne vengono colpite circa 300 persone ogni anno e di esse una ventina viene mandata immediatamente ad essere operata in neurochirurgia a Treviso, i cui operatori sono nella rete di Rapid, così come gli staff di Belluno, Feltre, Agordo e Pieve di Cadore. Si tratta comunque di finestre terapeutiche limitate, quindi l'attività umana di per sé, il ragionamento, pensare può essere lenta. L'intelligenza artificiale applicata ai sistemi radiologici sveltisce i processi decisionali, anche perché ci consente di essere tutti collegati, protagonisti delle cure di quel determinato paziente.